Bella un cazzo, ragazzi. A parte che sto malissimo, mi sono intossicato a vedere la partita di oggi. Mi sono intossicato, intossicato. Io non so se il Napoli c'ha qualcosa con San Siro contro l'Inter. Non so che cazzo ci succede. Vabbè che tornavamo praticamente questo è un altro campionato. Vabbè questo, vabbè quell'altro, ragazzi. Ma oggi veramente tutti insufficienti. Tranne Kim, secondo me. E chiedete scusa ad Alex Meret, chiedete scusa ad Alex Meret, che a luglio, quando io dicevo che per me potevamo giocare la stagione con Meret, la gente mi rideva in faccia, mi rideva in faccia, mi rideva in faccia. Meret è molto molto forte. Sarà un video cortissimo, ragazzi, perché non riesco neanche a parlare, in una condizione veramente pietosa. Vittoria non meritata di più, il Napoli fa un tiro pericoloso, quello di Raspadori, stop alla fine, poi pericoloso per modo di dire, pericoloso per modo di dire, tra quante virgolette lo dobbiamo mettere il pericoloso di Giacomino Raspadori. Male, 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 malissimo, malissimo. Io spero soltanto che succeda qualcosa, che ci svegliamo, ragazzi, perché così è veramente tosta la situazione, è tosta. Vabbè che non bisogna neanche fare allarmismi, 16ª giornata, la prima sconfitta del campionato, ci sta. Però c'è anche da dire che mo Milan, Juve e Inter oggi ci hanno ripreso tutte quanti 3 punti, tutte e tre quelle che abbiamo sotto, oltre che la Roma, però la Roma già ancora sta abbastanza a distanza di sicurezza. Ora è tosta, ragazzi. Ora è tosta. Ora è tosta perché tu con la Samp non puoi sbagliare. E non puoi sbagliare neanche contro la Juve. Devi vincerle tutte e due ed è tosta. Ho visto tutte le partite oggi, non ho visto né una Juve né un Milan così clamorosi. Il Milan più della Juve. L'Inter oggi ha fatto una bella partita, hanno fatto un gol della Madonna con Rachmani che veramente è il fantasma di se stesso. Rachmani è inguardabile. Ci sta, ci sta. Niente, arriva la prima sconfitta della stagione contro una delle due squadre più forti del campionato, secondo me. Ci sta. Rosico perché non abbiamo giocato, rosico perché ci sta a perdere così è brutto perché non scendi in campo. Non scendi in campo, spero sinceramente ci sia una svegliata da parte della squadra, ma così è tosta, ragazzi. Così la vedo proprio più che nera. Fatemi sapere qua sotto che cosa pensate. Non so veramente a cosa piarmi. Niente, oggi è veramente, veramente stata un'esecuzione. Ciao io.